benvenuti a questo incontro, ringrazio Massimo per l'invito. Io penso che, visto che tutti abbiamo un po' di fretta e si tratta anche di temi particolari, io vorrei chiedere a Massimo di fare un'introduzione sui temi per i quali è stato organizzato questo incontro e poi chiederei ai candidati di esprimersi in base a quello che verrà poi detto da Massimo. Vorremmo sentire le loro posizioni, anche quale potrà essere il loro impegno, se dovessero essere eletti, come vorranno portare in Parlamento e come vorranno portare anche all'interno dei loro schieramenti, dei loro partiti, questi temi, appunto, questi argomenti qui. Quindi se Massimo si avvicina, appena stanotte possa. Allora, buonasera a tutti e a tutti. Se dovessero arrivare anche candidati liberi uguali, si possono avvicinare, perché io non li conosco. Quindi si possono avvicinare. Allora, abbiamo organizzato questa serata chiedendo personalmente alle e ai candidati di intervenire per portare più che la posizione o i programmi del partito loro di riferimento, quella che è la loro personale posizione rispetto a dei temi considerati temi sensibili ma piuttosto importanti, che nella scorsa legislatura, così come in tutte quelle precedenti, hanno concorso a creare un po' di conflitto fra le forze politiche e all'interno delle stesse forze politiche. Su alcuni temi poi si è lasciato anche libertà di coscienza, per cui ogni parlamentare aveva possibilità di votare secondo la propria coscienza e i propri convincimenti personali, ma è anche vero che su questi temi, che sono temi piuttosto ampi, che noi abbiamo riassunto con i diritti di gay, lesbiche e trans, la questione di genere e l'immigrazione, ma che in realtà prendono un po' tutta quella che è la nostra vita, dalle relazioni, dalla cultura, la formazione, l'assistenza, il diritto al lavoro, alla casa, insomma prendono un po' tutto quello che riguarda la vita di ognuno e ognuna di noi. L'abbiamo chiesto singolarmente perché i partiti, i movimenti, insomma tutte le varie liste che si presentano alle elezioni possono avere delle posizioni che però sono molto differenziate anche all'interno degli stessi gruppi, perché rispetto all'immigrazione credo che sia il Movimento 5 Stelle che gli altri partiti, insomma, hanno posizioni molto diverse al loro interno. Così come sui diritti di gay, lesbiche e trans, sia i 5 Stelle che il PD, insomma, hanno espresso nel corso degli anni e all'interno all'interno del Parlamento, dei consigli regionali, comunali, eccetera, posizioni sempre diverse e talvolta anche in contrasto tra di loro. L'abbiamo voluto organizzare come Diritti al Cuore, che è la rete che si è creata a Sastre diversi anni fa, mettendo insieme tutte le associazioni che si battono per i diritti e le libertà delle persone, quindi unendo, diciamo, i tre principali movimenti, quello per i diritti di gay, lesbiche e trans, il movimento delle donne e il movimento antirazzista. Perché abbiamo sempre pensato che la discriminazione ha una matrice comune, che chi discrimina le donne ha anche problemi verso le persone omosessuali e transessuali e ha anche problemi verso le migranti, e anche perché secondo noi l'approccio a queste problematiche è sempre similare. Cioè, nel momento in cui si vuole contrastare la discriminazione, la violenza, l'emarginazione, l'approccio è sempre simile, sia che si tratti di persone immigrate, sia che si tratti di persone omosessuali o transessuali, sia che si tratti di donne nel momento in cui si deve fare formazione nel contrasto degli stereotipi di genere,
per una cultura del rispetto e del riconoscimento delle differenze. Quindi la prima domanda che vi volevamo fare, su cui volevamo riflettere insieme, è cosa ne pensate voi dei diritti e delle libertà individuali e quali politiche pensate di seguire voi, insomma, e i vostri partiti di riferimento rispetto a questi temi generali che negli ultimi anni, insomma, sono stati piuttosto problematici e molti non hanno visto una risoluzione. Inizio io? Allora, devo in alto. Tutto in su. Buonasera, mi sentite? Sì? No. Perdonatemi. No. Il microfono c'è. Il microfono è attivo. Si sente? No. Neanche questo. Ecco, forse era sì. Buonasera. Salve. Buonasera. Sì. Mi chiamo Vittoria Bogo de Ledda, vi ringrazio per l'ospitalità e accetto l'invito a declinare in modo personale questi temi. Io mi occupo da 25 anni di servizi alla persona, servizi sociali e servizi culturali, e parto da un principio: ogni discussione che riguardi i diritti della persona necessita di un approfondimento, di una serietà, di una sincerità universale da parte di tutti. E giova nel trattare questi temi partire anche da lontano, partire cioè da forme, immagini, modelli, concetti primordiali che attengono a quella che è l'esperienza universale dell'essere umano, dal mito. Quindi, declinando in modo personale questo invito, ci raccontiamo insieme, perché molti di voi sicuramente sono a conoscenza del mito riguardante Tiresia, l'indovino, il quale un giorno, camminando, vide due serpenti che copulavano e la scena lo irritò, uccise la femmina. Per questo atto di violenza egli fu trasformato da uomo a donna e visse per 7 anni l'esperienza, nei diritti, nei doveri, nei piaceri del genere femminile. Però accadde che un altro giorno rivide la scena. Copulavano 2 serpenti e questa volta uccise il maschio. Subito venne trasformato in uomo. Ci sono poi delle versioni di poeti ellenistici che dicono che Tiresia ben 7 volte venne tramutato da uomo a donna, da donna a uomo. E si narra ancora, lasciando da parte la famosa disputa, no? Per cui egli come arbitro venne chiamato da Giunone da Era, lasciando perdere quella disputa, accadde che una ninfa che attendeva una creatura speciale, il cui nome era Narciso, si rivolse a questo indovino, a Tiresia, e disse: quale sarà la sorte di questo mio figlio? L'indovino Tiresia rispose: vivrà finché non conoscerà se stesso. Ed ecco che le vicende di Narciso, note a tutti, lo vedono offrire la spada al giovane che perdutamente si era innamorato di lui e che egli allontanò. E
poi tutte le vicende di Eco. Perché sto parlando di questo? Perché abbiamo due esempi fondamentali. Uno di identità che non riconosce l'alterità, ed è Narciso. L'altra è l'identità che conosce profondamente l'alterità. Nel 1990 io finivo i miei studi di sociologia, io sono laureata in sociologia e sono laureata in scienze politiche. Nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara finalmente che l'omosessualità è un comportamento naturale, una variante naturale del comportamento umano. E finalmente la cancella dall'elenco delle patologie psichiatriche. Quello che a me interessa stasera discutere con voi è quanta educazione all'alterità e alla diversità esiste. Quanto la nostra società è matura per capire che l'alterità, la differenza è una risorsa fondamentale alla quale non si può abdicare. Ora, da poco è uscito fuori un sondaggio molto interessante riguardante il fatto che in Italia, quando si vedono in pubblico due uomini o due donne manifestare reciprocamente il loro affetto, ebbene, circa il 40% degli italiani si dichiara, diciamo, tranquillo di fronte a queste scene, ma il 40% ha la controparte del 60% che evidentemente ancora non ritiene una situazione normale questa. Sapete qual è la media europea? La media europea, poi all'interno di questo mosaico ci sono tante differenziazioni, è il 50%. C'è molta strada ancora da fare, molta strada da fare. E il Movimento 5 Stelle dice una cosa in modo fermo. Tutte le discussioni effettuate in qualsiasi sede, da quella nostra odierna a quella più elevata, che può essere parlamentare, sono discussioni che riguardano la persona, e la persona non si riduce esclusivamente alla categoria del cittadino, cioè non è soltanto un insieme di competenze giuridiche, di attribuzioni di posizioni giuridiche soggettive. La persona è un qualcosa che tocca la dimensione fisica, etica, spirituale. Questo non va mai dimenticato. E alcune posizioni, alcuni, diciamo, chiamiamoli pure travagli, sono legati semplicemente alla volontà del movimento di ribadire questo principio. Ancora oggi nel mondo, e chiudo con la mia risposta, ancora oggi nel mondo 77 paesi applicano delle censure. Uso questa espressione, ma voi mi capite bene, è a livello normativo che ciò accade verso gli omosessuali. E 7 applicano la pena di morte. Mi ricordi il tuo nome, perdonami? Massimo. Massimo. Ecco, giustamente nel tuo passaggio, tu dici, quando non è considerata una risorsa l'alterità, e qui potremmo anche aprirci magari più avanti al discorso dell'immigrazione, essa è sempre foriera di censure, pene, fino alle torture. Chiudo. Nell'epoca delle dittature europee
Si parlava di sbaglio di genere. Siamo una parola di Gianfranco perché poi ho un altro impegno, quindi tra un po' deve scappare. Io a Gianfranco chiedi che il tuo pensiero lo conosciamo perché hai manifestato più volte, magari tu dici qualcosa anche dell'iter legislativo che hai vissuto, oltre a parlare personale, di quello che c'è in movimento in tutti questi anni, poi dici qualcosa anche su questo, oltre a quello che si potrà fare in Parlamento se tu dovessi andare. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Il tema è un tema attualissimo, nonostante si tenda a sottovalutarlo e a farlo venire fuori soltanto in occasioni particolari. E quindi bene ha fatto il MOS a proporre questo incontro che ci costringe, ci porta a discutere di temi che sono assolutamente attuali e reali. Io parto dalla Costituzione. La Costituzione riconosce pari diritti indipendentemente dalla razza, dal sesso, dall'orientamento religioso, e questo è uno dei principi della Costituzione che ancora non è applicato, evidentemente. La conquista dei diritti civili è una conquista che non è semplice, come sa bene il movimento LGTB, come sa bene il movimento femminista, come sanno bene i movimenti femminili in genere. È una conquista che va fatta giorno per giorno ed è un problema soprattutto culturale. Fintanto che noi non avremo un'educazione nelle scuole alla tolleranza, all'integrazione, sarà difficile che queste conquiste camminino con la velocità dovuta. Ne è un esempio la legge sulle unioni civili, che ha richiesto anni e anni di discussioni e che è stata approvata grazie all'ultima legislatura, che ricordo è una legislatura di centro-sinistra, che sui diritti si è spesa molto, ci sono 6-7 provvedimenti che riguardano il riconoscimento di diritti e la certezza del diritto per diverse tipologie, a iniziare dalle donne che hanno subito violenza, dai figli delle donne che hanno subito violenza. Il divorzio breve è un esempio di diritto acquisito che taglia tempi troppo lunghi per avere una certificazione di una cosa che non è più in essere, che riguarda un rapporto di amore che è finito, che evidentemente è finito. Ci sono tanti elementi che vanno presi in considerazione. La conquista di questi diritti, dicevo, è una conquista difficile e passa per una cultura che deve essere insegnata nelle scuole, che deve essere praticata nella vita comune. Io faccio l'esempio del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha dovuto faticare non poco per aver riconosciuto quello che è un principio ormai universalmente accettato, che è quello della parità di genere nella composizione delle liste elettorali, un provvedimento che consente di avere una maggiore presenza femminile nella costituzione assise del Parlamento regionale. Quindi anche questo però è passato tramite una votazione a scrutinio segreto che aveva impallinato la cosa, quindi ci sono passati altri 5 anni prima di veder riconosciuto quello che è un diritto che considero assolutamente universale, quindi assolutamente alla portata di tutti e condivisibile. Io credo che il tema fondamentale sia quello dell'educazione, educazione che deve iniziare nelle scuole, a partire dall'educazione civica, che deve insegnare l'applicazione di quei principi della Costituzione che ci sono e che oggi nella nostra Repubblica non sono ancora realizzati. Credo che il passaggio sia questo, poi le lotte, le battaglie stimolate dai movimenti che ho citato prima sono utilissimi e tendono a sensibilizzare il mondo politico e a facilitare la realizzazione e il compimento di questi diritti, almeno parzialmente. Però la battaglia ovviamente deve continuare, non è finita, abbiamo ottenuto delle cose, è stato lungo e difficile, bisogna continuare perché questi diritti siano estesi, siano davvero dei diritti universali. E io mi fermo qui. Io mi chiamo Sabina Secchi e sono qui per Potere al Popolo.
giustamente si è citata la scuola per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti e a scuola questo lavoro si fa sulle pari opportunità, si fa sull'immigrazione, si tenta almeno con i fondi a disposizione di poter lavorare, fondi che non sono soltanto quelli per l'insegnamento della disciplina ma anche per la formazione dei docenti, perché molte volte non basta discutere, cioè leggere la Costituzione, parlare di pari opportunità, bisogna proprio insegnare quelli che sono i modi, che molte volte sono molto, molto nascosti. Comunque questo lavoro procede ed è stato anche declinato nella LIP, dove nella legge di iniziativa popolare, per quanto riguarda anche una possibile, quando si è chiesto il parere si è pensato di presentare questa legge al posto, cioè quando si parlava di buona scuola, dove anche il linguaggio è molto attento al genere, insomma, comunque alle differenze di genere, al rispetto dei generi, perché si parte proprio dal linguaggio per poter avere il rispetto. E poi il discorso prosegue, come diceva giustamente Massimo, quando si parla di discriminazione, quando si parla di problemi relativi alle pari opportunità, stiamo parlando non soltanto di problema uomo-donna, ma anche di diverso colore della pelle o diversa lingua parlata, stiamo parlando di tutti gli aspetti e vanno di pari passo. Nella scuola è importante anche non individuare il problema di genere, ma parlare in generale dell'accettazione dell'altro, dell'inclusione. A questo proposito sarebbe bello che fosse la scuola il primo approccio anche per i nuovi immigrati, cioè che questi cominciassero il loro percorso di inclusione all'interno della scuola, con l'approccio alla lingua italiana, con l'approccio non tanto alla Costituzione in sé, che molte volte io lo vedo anche dai miei ragazzi che sono piccoli, sono alle scuole medie, si rendono conto per primi delle discrasie che esistono tra il testo scritto e la realtà dei loro genitori o del loro quartiere, per cui rimangono quasi spiazzati, non capiscono molte volte il meccanismo per cui è una repubblica fondata sul lavoro o altri aspetti di questo tipo, quando loro vedono che per le loro famiglie non è così, non è fondata, cioè le loro famiglie non si fondano molte volte sul lavoro ma su aiuti o su difficoltà estreme, per cui il discorso è molto contraddittorio in generale. Anche per quanto riguarda le leggi, che sì, è vero, si parla di unioni civili, ma effettivamente non basta, perché poi i diritti non sono gli stessi, la possibilità di avere dei figli per le coppie gay non è la stessa che c'è per una coppia eterosessuale o per le famiglie monogenitoriali. Ecco, molti diritti non sono proprio riconosciuti, mentre il percorso che si propone Potere al Popolo e che è il mio, cioè aderisco perfettamente, è quello di arrivare ad una completa, ad una totale parità dal punto di vista legislativo, proprio, cioè nella formulazione delle leggi in un primo momento, e poi una formazione scolastica, perché tanto da lì bisogna partire, totale, che parte dal linguaggio e che prevede una formazione capillare sia per tutte le forme contro tutte le forme di discriminazione. E quindi... Buonasera. Grazie dell'invito. Noi su questi temi ci siamo già più che espressi in forma teorica, lo abbiamo fatto perennemente in forma pratica. Mi ricordo quando avevano perquisito Massimo, stai attento. Mi ricordo quando, ti ricordi che noi capiamo giorni in questura, in periodo elettorale, e quindi siamo piombati, proprio l'istituzione, 4 candidati a presidente della provincia, eravamo tutti lì facendo festa al governo provvisorio, e ci è arrivata una telefonata mia, hanno detto Massimo, un'altra amico solo, sono perquisendo in questura.
siamo piombati lì, hanno bloccato tutto e quindi più tutte le manifestazioni eccetera eccetera, ma non è quella la questione, è che un mio amico Alfonso López Tena, un indipendentista catalano, è membro della Corte Costituzionale di Madrid, proprio un'assurdità, ma talmente è bravo Ursu, nonostante sia catalano e indipendentista, è lì a far parte della Corte Costituzionale e mi dice: Gavino, todos los derechos son escritos nella Carta delle ONU, nella Carta dello diritto umani, nelle Costituzioni, eccetera, eccetera. Ma la madre non è padre. La madre del derecho es la fuerza, cioè l'organizzazione, la battaglia, la capacità di penetrare, la capacità di sedimentare cultura, prassi e atti politici affinché i dislivelli e i disequilibri vengano equilibrati. Quindi l'unica cosa che ci permette di avanzare in termini sociali e politici è la forza, cioè la lotta, la battaglia, eccetera. Io ho subito delle discriminazioni che hanno ubicato a Genova, no? Abbiamo immigrato per un anno, allucinati dalla vita felice in Italia. Per fortuna mia madre e mio padre, grandi sensibili, hanno dato nome vita. E avevo 6 anni. Quando sono arrivato ai GUE ero veramente diverso, perché avevamo finito l'estate impegnati a tirar fuori i cornacchi, a levare falchi e balle varie. Niente so, davvero era un dolore. Poi avevamo anche il grembiule nero. Quando io sono ubicato a Inie, a Genova, questi avevano il grembiule bianco, anzi celeste, su fiocco bello ruglio, e io ero nero di pelle, di occhi, di peli, di carne, no? E su grembiule parivo uno scarafaggio, e in più parlavo sardo, io mi hanno fatto a pezzi, letteralmente a pezzi, quindi è da piccolo che subisco di queste discriminazioni. Ero veramente il più basso, io e uno di Carbonia, solo che poi col passare del tempo ho pensato, questo maestro Maccone, un bravissimo maestro, ci faceva studiare le poesie, e vabbè, quelle le ingoiavamo, parliamo di buffene a Bavrica, i dettati, dettato in prosa di una paginetta, non di due, di uno. Gli unici che riuscivano a studiare a memoria su dettato, Fimisiteo e Sua Carbonia. Anni dopo ho pensato, ma perché quegli altri non ve la paghiano? E noi sì, perché noi eravamo diversi, perché noi conoscevamo 2 lingue, di cui una di madre latina, con influenze spagnole, greche, roba gai, no? E l'altra voi italiano. Quindi iper allenati. Le RAM facevano triplo salto mortale, tradurre dall'italiano al sardo, dal sardo all'italiano e poi tornare a rispondere. Tutto questo creava invidia e io ero molto piccolino. Ma tornando alla luccia, io non ero forte e cercavo armi. Parliamo un attimo il microfono. Io a quell'età eravamo già grandi, noi eravamo abituati a uccidere non uomini, animali, per necessità, no? Mio nonno ci aveva allevato come uomini che dovevano ancora sfidare la natura. Era una specie di aquila incrociato a cinghiale, maglia di una zona, il domatore di cavalli e il domatore di uomini, commerciante bestiamine. L'altro invece era uno tipo Aureliano Buendia,
ha fatto, quindi ne ha fatto 16 di insurrezioni e ne ha perse 16, no? Non ha fatto teghe, ne ha vinte 3 contro i fascisti che portavano via il grano e poi ci portava la farina, più un'altra donna, una figura molto importante, che era mia nonna da parte di Sale, che figli di una femmina la chiamavano Elvira Masciu, no? E quella sviaggiava perennemente con una Smith & Wesson calibro 9x21 con un cannone coi che terrorizzava gli uomini, no? Quindi io avevo questo tipo di provenienza e quindi per difendermi da quelli stavo cercando elastici, come mi erano dire elastico, Leppasa, ma non ne vendevano, Genova, Petra, e Petra non veniva poi asfalto. Io veramente spiazzato, e questi erano proprio più alti, in più avevamo la psicologia depressiva che ci avevano insegnato a scuola. Poi nei primi mesi che io ero a scuola, loro mi insegnavano la vergogna. In che senso? Vergognati di parlare il sardo, vergognati di parlare questo brutto dialetto. L'emancipazione è italiana. La letteratura italiana, la poesia italiana, i nuraghi li hanno fatti i fenici. Ma a me non mi hanno, però no, ma questa cosa bella sono nuraghi, le 3 pianos. Chi lo ha fatto? L'hanno fatto noi. Mio nonno, di mio nonno, di mio nonno, di mio nonno. Invece Nicola Menariana, no, ma chi li ha fatti i nuraghi? Dimmi, vai per te, pure un nonno in mezzo. No, i fenici. E noi cosa abbiamo fatto? Era che pinnepes per pastori. Cristo, già ero basso, sono basso adesso, ma io un rospo voi, tutto nero, e mi è venuto una psicodevastazione, no? Mi sentivo ancora più piccolo. Figuratevi quando io sono arrivato a Genova, come ero diverso, e come mi la viaggio strade, e allora li ho fregati con altre tecniche che non era la violenza, perché non avevo armi, se no magari le avrei anche usate. Ma mi sto allungando su questioni personali, no? No, vabbè, si capisce. E una via hanno segato un uidro, un vetro a pallone, e non sono riunito tutti. Chi è che ha segato su idro? Tutto Vintimenne, Sanotta, su Preside, su Mastro, i genitori. E me li ho guardati tutti dalla mia bassezza. E ha baciato la mano, l'ho rotto, non l'avevo rotto io, l'ho rotto io. Silenzio, muroso, paralizzato, che se lo sai punto non si è vestito sambere. Perché tu sardo hai la notte, tutto un casino mi hanno fatto, ma devi tranquillo, non avevo che sudare. 15 giorni dopo manca lo fa grapposta, mica si cana una lavagna fatta al piccolo sottocanto. Anche lì torna, riunione, preside, tutto, chi l'ha rotto? Io. Tanto maestro Maccone che no, non l'hai rotto tu, manco il vetro non hai rotto. Ma perché lo fai? E gli dice, lei vuoi te lo fare? Perché dall'indomani tutto sono salto, sono biondi, celesti, belli, morbidi, no? Quando passa io dentro mi avrei un suo cappello, chapeau, piccolo, nano, basso, peloso, nero. Ecco, i due all'interno della battaglia ho esplicitato la mia cultura, la mia forza, e i due tutto quanto mi garantito il rispetto. Quindi devo, non le posso delle questioni gay, no gay, mai te. Se penso e provengo da una cultura dove la diversità significa che cosa è normale, devo essere per esempio a Eleonora Arborea, io provengo da quella cultura sarda, indipendentista, eccetera, però all'articolo 25, la femmina, quando durante il Medioevo in Europa si bruciavano le streghe, le donne di medicina, le donne di scienza, di astrologia, la bruiaia, la torturaia,
questa avanguardia di pensiero ha scritto che toccava femmina che non chiede, cioè donna non consenziente, e pizzino minore che gli venga tagliato il piede, tac, il tallone di Achille, no? Sgarrettato, che zoppichi e che si veda, in modo che la collettività, da lui di andare nel nuovo squilibrato, andare nel culo ad toccato, donna che non chiede e pizzino minore. E il tema è attuale, attualissimo, noi siamo già innanti, tant'è che Miesco I, principe di Polonia, gli chiede: ma chi sono questi sardi che si amministrano con leggi scritte e con una certa equilibrio? Sapete come rimpopolava Mariano il regno? Faceva sta tassa. In alcuni regni hai ancora schiavitù, servi, in 9 venite se nel giudicato di Arborea non pagate tasse, non siete servi, non siete schiavi, via, e noi andiamo tu ai gue. L'altra mia provenienza è Banari. A Banari 40 anni fa, 40 anni, noi fumammo tutto canto a marijuana. Il barista di Banari come premio non dava una pianta di marijuana ai migliori clienti, di cui anche io. Ma non solo, che è frutto di battaglia, è frutto di aver forzato l'orizzonte, tutta questa cosa, c'è una forte comunità gay, maschio e femmina a Banari, ma non tollerata che aveva vi tollero, no, rispettata, addirittura ragazzini minorenni bindiganno issa 6-7 issu, le mamme gli pagavano la casa in affitto, gaio, pizzino, vita tranquillo. In uno studio che aveva fatto Antonio Gramsci c'era la prova di amore e te devi narrare, no? Poi è arrivata la storia della virginità, del delitto d'onore, tutta questa cosa che provengono dalla cultura cristiana, molto soggettiva, molto individuale, eccetera. E nella Iada, nella prova d'amore, che gusto viva non pare, bidene se non a collu, no? Se fanno figli, se de umore son bonoso, si sa femmina con uomini sia bene e viceversa, dopodiché non funziona, va bene, arrivederci. Ma non è che questa femmina che vi toccata, tipo rispetto alla Sicilia, no? Il diritto d'onore è stato eliminato da poco, no? Ecco. E quindi abbiamo su tutta canta questa cultura deformata, deviata dal cristianesimo e da altre forme, ma noi sì abbiamo all'interno della nostra cultura questa grande tolleranza. Mi fermo là e cominciamo su altro. Questo è.